Con l'allenatore di Tiene al termine del match perso per 3-2 sulla pista dell'Amatori Modena, che partita è stata? Beh, io ho visto una partita molto intensa, giocata molto bene dai miei giocatori. Credo e sono convinto che abbiamo creato molto di più rispetto al Modena. Nei primi 6 minuti il Modena ha fatto un tiro dove c'è stato un rigore e sono andati in vantaggio. Credo che ci sia solo da essere contenti della prestazione che è stata fatta. Sono convinto che se arriviamo a giocarci la semifinale qui con questa grinta e determinazione possiamo far bene, possiamo giocarcela alle pari. Siamo molto sfortunati, credo che ci va sempre storta, creiamo sempre tantissimo, poi vabbè, dobbiamo iniziare a finalizzare un po' di più, ma siamo anche sfortunati perché qualcuno ci deve spiegare com'è possibile che a noi a un secondo dalla fine ci danno un rigore perché arriva un nostro atleta la pallina addosso. Qui in un minuto c'erano 3 rigori netti e non è stato fischiato neanche uno. Questo me lo dovrebbero spiegare gli arbitri, dato che quando arrivano dentro il spogliatoio per l'appello ci sono troppi eroi e troppi fenomeni che dovrebbero concentrarsi un po' di più sulla partita e probabilmente potrebbero disputarla meglio anche loro. Sul 2-2 sembrava che appunto la vostra squadra potesse prendere in mano la partita e trovare la vittoria, poi che cosa è successo secondo lei che poi ha portato alla vittoria di Modena? No, beh, niente, noi abbiamo dimostrato di essere, almeno in questa partita, superiori, abbiamo giocato una buona partita, nel secondo tempo eravamo molto determinati, siamo cresciuti molto, abbiamo continuato a portare pericolo davanti al portiere e davanti alla porta del Modena. Ecco, dobbiamo solo finalizzare di più, loro hanno sfruttato molto bene, sono stati bravi a sfruttare i contropiedi e quindi è andata così. Ci giocheremo qui la semifinale e dobbiamo partire dal positivo, cioè dalla prestazione che abbiamo fatto e poi si vedrà.